sono a Monte d'Accoddi, vicino a Porto Torres, un santuario. Praticamente sono due santuari, uno dentro l'altro, dal 6000 a.C. in poi. Bellissimo. Qui dice i segni del sacro prima dell'altare. Il menhir è questo qua. Queste sono le varie fasi. Questa è la prima, praticamente l'altare rosso, poi la seconda ricoperta da questi massi irregolari. Ho fatto la visita guidata ed è stata veramente interessante. Un ragazzo, mi sembra Stefano, veramente bravissimo. Questo era uno degli altari sacrificati. Questi fori erano per legare gli animali prima del sacrificio. Queste sono le coppelle per fare delle offerte. Di questi fori ce ne sono 7. Probabilmente vista l'inclinazione il sangue dei sacrifici si depositava in questa parte e poi attraverso delle tubazioni, diciamo, fatte con della vegetazione, finiva all'interno di un pozzo carsico qui sotto. Questa era la capanna del guardiano per selezionare le persone che volevano salire su al santuario. Bene, il giro fatto, veramente molto interessante. Io c'ero già stata forse 2 volte addirittura, però senza la guida, e con la guida vabbè ti apre un mondo, veramente bravo. E adesso torno al van e mi sposto a Porto Torres. Oggi fa caldissimo.